Fare un 48. Far scoppiare un 48. C'è stato un 48. Tutte espressioni comunemente usate per indicare una situazione di subbuglio, ribellione, scompiglio. E il 48 di cui si parla non è un tram o un autobus, ma un anno. Sì, il 1848. E in effetti il titolo di Anno Terribile nel 1848 se lo merita tutto. Ma vediamo perché. A dirla tutta non inizia poi così male. Anzi, in Italia tutti i governanti, percepito lo spirito di rivolta che c'è nell'aria, promulgano la Costituzione. Lo fa Ferdinando II delle Due Sicilie, poi Leopoldo II di Toscana, poi Carlo Alberto e infine perfino il Papa Pio IX. In realtà hanno tutti paura che succeda quel che è successo in Francia, dove una rivoluzione ha deposto Re Luigi Filippo e fatto tornare la Repubblica. E anche in Austria il cancelliere Metternich è stato messo in fuga da rivolte popolari. Nelle terre occupate del Veneto e della Lombardia capiscono che è un momento di grande debolezza per l'Austria e ne approfittano per ribellarsi. Per 5 lunghi giorni Milano si trasforma in un campo di battaglia. I massacri non fermano lo spirito di rivolta dei milanesi che il 22 marzo del 1848 vedono il generale Radetzky battere in ritirata. È un trionfo. Se gli italiani vogliono cacciare gli austriaci è questo il momento giusto per farlo. Così Carlo Alberto dichiara guerra all'impero austro-ungarico. Inizia quella che passerà alla storia come prima guerra di indipendenza. In realtà Carlo Alberto non vuole restituire l'Italia agli italiani, ma solo estendere i confini dello Stato piemontese. Ovviamente se lo tiene per sé e non lo fa sapere in giro. Così tutti gli stati italiani, anche il Papa, gli mandano truppe di supporto. Grazie anche ai tanti volontari accorsi da tutta Italia, gli austriaci vengono ripetutamente sconfitti a Pastrengo, Goito, Curtatone e Montanara. Tutto sembra andare per il meglio, quando però Pio IX si ritira dalla guerra, seguito da Ferdinando II delle Due Sicilie, impegnato a placare delle rivolte interne. La controffensiva austriaca non tarda ad arrivare. I piemontesi vengono respinti indietro e le città riconquistate una ad una, anche Milano. La libertà lombardo-veneto, per il momento, è rimandata. Carlo Alberto, visto la brutta figura, è costretto ad abdicare e diventa re Vittorio Emanuele II, che con l'armistizio di Vignale del 24 marzo 1849 cessa ogni ostilità contro gli austriaci. Capito che anno esplosivo fu il 1848? Se non l'hai capito, ripassa da qui. Ripassa da noi.